Seconda corsa è un confronto riservato a cavalli di 2 anni, di 3 anni, con 6 al via, e lo schieramento che è il seguente: 1 Buganda FKS, 2 Bellissima Bar, 3 Brad, 4 Bed, 5 Beatrice Chris, 6 Bruno Ska. Favori netti per Bellissima Bar alla prima uscita con Alessandro Gocciadoro. Alternativa principale è Buganda FKS, Roberto Vecchione. Macchina intanto che comincia ad accelerare. Veloci in partenza Buganda e all'esterno anche Brad e Bed. Partita con cautela invece Bellissima Bar. Al comando quindi Roberto Vecchione, Buganda FKS, che è sceso in testa in 100 metri, ora guida, si accoda in seconda posizione Brad, davanti a Bellissima Bar, poi Bed, che precede Beatrice Chris e Bruno Ska, che chiudono il gruppetto dei 6. Tanto i 400 completati da Buganda FKS in 29,5. Esce all'esterno Bellissima Bar. Bellissima Bar va su Buganda FKS, li impegna a metà della seconda piegata. I due le prese. Completamento dei 600 in 44,9, poi passa Bellissima Bar, non si oppone più di tanto Buganda. Bellissima Bar quindi leader nei confronti di Buganda FKS. All'esterno esce nuovamente Bed per sopravanzare Brad, gli altri sono più indietro, con Beatrice Chris e Bruno Ska a chiudere. Intanto 59,1 il passaggio agli 800 con 14,2 davanti alle tribune. C'è stato l'errore di Brad. Numero 3, Brad, squalificato. Quindi il chilometro in 1,14,3. Buganda rimane in seconda posizione, poi Bed, gli altri più discosti. Numero 5, Beatrice Chris, affronta al comando squalificato. la curva conclusiva, Bellissima Bar, in seconda posizione Buganda FKS, Bed che non riesce ad avvicinarla per il momento, e Bellissima Bar invece prende vantaggio sulla curva conclusiva. Bellissima Bar ha una quindicina di metri di vantaggio all'ingresso, addirittura d'arrivo, cerca anche un tempo importante. La lotta è solo per il secondo posto. Bellissima Bar si allontana sempre più dagli avversari e viene a concludere netta vincitrice, mentre per il secondo posto sul palo Bed forse riesce a regolare Buganda FKS. 1,13,7 il ragguaglio conclusivo, e subito a segno quindi Alessandro Gocciadoro, la prima uscita con Bellissima Bar. Poi per il secondo andiamo a rivedere le immagini, mentre davvero bellissima Bar, che vince di quanto vuole dopo aver sfondato. E vediamo per il secondo posto, l'arrivo è stretto, guadagna terreno Bed nel finale. E vediamo sul traguardo, forse ancora Buganda, non lo so. È un arrivo molto stretto, quindi per il secondo foto strettissima fra Buganda e Bed.